Bisogna fare la riforma delle case di riposo, come prevede una legge del 2000, quindi siamo fortemente in ritardo. Ma non può essere che la popolazione anziana aumenta, dal 2009 è aumentata del 13% e la Regione invece di aumentare i fondi praticamente li riduce. Su questo dobbiamo intervenire, in sede di bilancio porremo tutte le nostre questioni per aumentare il numero delle impegnative, cioè quanto la Regione stanzia per aiutare le famiglie a pagare le case di riposo. Le famiglie pagano adesso di media 1.700-1.800 euro al mese per inserire l'anziano in casa di riposo. Non è più un diritto per tutti, questo sta diventando un privilegio. E laddove non c'è la quota sanitaria della Regione, le famiglie pagano anche 3.000 euro al mese. È veramente un privilegio, è come aver messo una tassa, un'enorme tassa alle famiglie del Veneto, perché appunto non si interviene aumentando il fondo per la non autosufficienza.